gli ambiti di applicazione della psicologia forense sono tantissimi, alcuni sono di particolare successo, come ad esempio il tema della genitorialità, altri sono più nuovi e meno battuti. La dottoressa Magro mi ha detto di parlare di questi ultimi, della genitorialità, mi pare che di solito se ne parla tanto. Dei temi che comunque possono legare nuove prospettive, ecco, quindi visto proprio dal punto di vista anche della ricerca. Potrei parlare delle neuroscienze forensi, delle perizie sulla imputabilità, capacità di intendere e di volere, però diciamo che quello è un settore dove lo psicologo si trova a battere territori già occupati da psichiatri, medici legali, per cui magari molti non hanno interesse a questo confronto interprofessionale. Ben diversa la questione è quella relativa alla testimonianza. La testimonianza, in particolare del minore, ma non solo, e qui oggi parlerò non della testimonianza del minore, è un tema molto psicologico, diciamo così, e cercherò di spiegarvi il motivo. A mio avviso il futuro della psicologia forense è occuparsi di testimonianza, perché il tema della testimonianza è un tema importantissimo. Prendiamo una qualunque sentenza e vediamo che i giudici prendono decisioni costruendo delle teorie sul meccanismi di memoria del testimone. Qui vedete un esempio di un caso giudiziario piuttosto famoso, una causa che c'è stata fra il padrone del Chelsea e Berenovsky, che era il patron di Litvinenko, che è un esule russo che dicono sia stato ucciso col polonio da spie russe o almeno cose di questo tipo. È una sentenza che ha a che fare con questioni legate a cessioni di quote di azioni, quindi sembrerebbe molto lontana da questioni psicologiche, in realtà ci gioca tutto attorno alla testimonianza che queste due persone danno, perché all'epoca in Russia non c'era grande documentazione circa spostamenti azionari. Questi qui sono esempi non vado troppo nel dettaglio, comunque sono tutti esempi di valutazioni di qualità della testimonianza. I giuristi, i giudici, usano fondamentalmente due criteri per valutare la testimonianza, quella che viene chiamata l'attendibilità estrinseca, cioè io dico che sono andato a Londra la scorsa settimana e si riesce a recuperare un mio biglietto aereo ed un albergo nel quale io sono stato, quindi il mio racconto viene confermato da dati oggettivi indipendenti. Questo non pone tanti problemi, questo tipo di valutazione. Ben più complicata è la questione della cosiddetta attendibilità intrinseca, cioè il ricavare la credibilità del narrato sulla base delle caratteristiche psicologiche della narrazione, che sono ad esempio la descrizione dettagliata del tempo e dello spazio, l'emotività congruente, l'assenza di contraddizioni fra narrazioni ripetute, la narrazione di tipo logico e cose di questo tipo. Questa attendibilità intrinseca ha a che fare con la spontaneità, la costanza, le reiterazioni, sono tutti parametri che vengono di volta in volta usati per corroborare e quindi confermare la credibilità di un testimone. Molti di questi parametri corrispondono a dei criteri, a dei parametri di tipo psicologico, ad esempio per chi se ne intende qualcosa di una tecnica di valutazione chiamata CBCA, troverà che molti di questi parametri sono anche quelli che la psicologia ha sviluppato al fine di valutare la qualità della narrazione. Alcuni di questi parametri non sono inclusi, per esempio, ad esempio mancano i dettagli insoliti, i dettagli fraintesi, però la sostanza è quella.
hanno un grandissimo problema questi parametri qua della tendibilità intrinseca, che funzionano anche nella validazione della narrazione dei rapiti dagli alieni. I rapiti dagli alieni, forse non lo sapete, sono delle persone le quali raccontano di avere subito un rapimento. C'è tutta una narrativa di questi rapiti dagli alieni, i quali ne subiscono di tutti i colori, raccontano loro. Molti sono anche abusati sessualmente da questi alieni e ci sono anche i sodomizzati dagli alieni, e questi raccontano le loro storie. Se voi le analizzate in base ai criteri della tendibilità intrinseca, dovreste arrivare alla conclusione che effettivamente sono stati rapiti dagli alieni e anche sodomizzati dagli alieni. Ma questo è inutile dire, l'esempio è stato preso proprio per dimostrare che questa criteriologia non permette di portare a conclusioni univoche e certe, in questo caso, a meno che ovviamente non crediamo che questi alieni effettivamente possano esistere. In realtà il problema più generale che possiamo dire è quello di uno scollamento che esiste fra il testimone, così come viene visto dal processo penale, e il testimone così come è studiato dalla scienza. Esiste una grande diversità ed esiste una possibilità di un grande spazio, a mio avviso, di applicazione della scienza della memoria del testimone all'interno del processo penale. L'approccio della procedura penale, come spesso succede, potremmo definirlo di tipo convenzionalista. La convenzione viene regolarmente usata in ambito giudiziario. Ad esempio c'è la convenzione, come ci diceva prima l'avvocato, che tutti noi qui dentro in questa stanza siamo idonei a rendere testimonianza. Non c'è differenza fra uno che è un bravo memorizzatore e uno che è uno scarso memorizzatore, per cui il valore e il contributo che viene dato dal testimone bravo memorizzatore è lo stesso di quello che viene dato dal cattivo memorizzatore. Eppure in realtà se noi facessimo dei test di memoria qui dentro ci sarebbero quelli che ricordano molto bene e quelli che ricordano molto male. Questo qui è un dato che era noto fin dai tempi di Musatti, dei suoi studi di psicologia della testimonianza. Eppure questa convenzione è una convenzione che è alla base, quindi non c'è possibilità di poter valutare in modo differenziale il contributo testimoniale fornito da un bravo memorizzatore rispetto a uno scarso memorizzatore. Così ci sono tantissime altre convenzioni, è inutile che ve le elenchi, potremmo raggrupparle sotto una specie di slogan che il testimone per il processo è sostanzialmente un testimone videoregistratore. Quindi il testimone videoregistratore cosa vuol dire? Vuol dire che gli schiacciate il play, che lo schiacciate subito dopo il fatto o che lo schiacciate dopo 10 anni dal fatto, comunque quello vi racconta il videoregistratore, vi mostra la stessa cosa, e così anche secondo la metafora del processo penale è la stessa cosa per il testimone, tant'è vero che non ci sono dei vincoli all'interno della procedura penale, del codice di procedura penale, che temporizzano, che valutano la distanza temporale nel racconto. Quindi che il testimone racconti oggi qualcosa che è successo ieri o che racconti oggi qualcosa che è successo 10 anni fa è esattamente la stessa cosa. In realtà la scienza psicologica ha noto perlomeno dal 1910, è nota questa legge dell'oblio di Ebbinghaus che dice sostanzialmente che più passa il tempo e meno ci si ricorda. È una legge scientifica molto forte, addirittura ci sono dei modelli matematici che esprimono quella funzione, e si è dimostrata esistere per qualunque tipo di materiale ed è la legge alla base del ricordo del testimone. Un'altra regola che
viene usata regolarmente e ha poca base scientifica, è l'approssimazione dell'accuratezza del testimone su base alla sua sicurezza. In altri termini, se noi abbiamo all'interno di un'aula di tribunale un testimone che dice è lui il colpevole, è stato lui ad aggredirmi, sono sicurissimo, e un altro che dice è stato lui ad aggredirmi, quanto sei sicuro? Così così, il primo vale molto di più del secondo. In realtà le ricerche scientifiche dimostrano che la confidence, come viene chiamata, il grado di sicurezza con cui il testimone riconosce o riferisce, non è un buon predittore della sua accuratezza. Quindi il processo dice io ricavo l'accuratezza del testimone dal suo grado di sicurezza con cui racconta. La scienza dice non puoi farlo. Tanto per darvi un'idea, è la stessa correlazione che esiste fra confidence e accuratezza che esiste fra genere, maschio o femmina, e altezza, cioè la probabilità di indovinare giusto se uno è maschio o femmina in base alla sua altezza è la stessa che abbiamo nel dedurre l'accuratezza in base alla sicurezza. Eppure le sentenze sono piene di utilizzo del criterio della sicurezza per dedurre la attendibilità del ricordo del testimone. Per esempio un'altra regola molto usata è sostanzialmente l'indifferenza del contenuto del ricordo, quindi per chi valuta all'interno di un processo penale il ricordo del testimone, che questo sia un testimone che ricorda qualcosa che ha visto o qualcosa che ha sentito, esattamente la stessa cosa, quando in realtà in ambito scientifico è appurato che il ricordo di eventi è molto più accurato del ricordo di conversazioni. In altri termini, io mi ricordo molto precisamente che 6 mesi fa sono andato a Londra, ma sono in realtà molto meno accurato nel riferire la conversazione che ho avuto con una persona che ho incontrato a Londra esattamente nello stesso periodo. Quindi il ricordo di conversazioni è molto scarso rispetto al ricordo di eventi. Il ricordo tattile è scarsissimo, dove sono stato toccato. In realtà ci sono dei processi nei quali c'è l'assunzione della equivalenza dell'accuratezza fra ricordo visivo e ricordo tattile. E potrei continuare a elencarvi una quantità molto elevata di scollamenti fra le regole con cui il processo valuta il ricordo del testimone e quello che invece la scienza della memoria del testimone dice sullo stesso argomento. Ci sono dei fenomeni che sono fondamentalmente ignorati in termini di valutazione. Uno di questi è il cosiddetto contagio dichiarativo. Il contagio dichiarativo non è altro che una misura della probabilità di ereditare da un testimone che si è sentito l'errore che lui fa. Le ricerche dimostrano che se io sento un altro testimone raccontare lo stesso fatto a cui io ho assistito e questo altro testimone fa un errore, fa 2 errori, diciamo, di ricordo, io ne eredito uno per il solo fatto di averlo sentito. Quindi io correggo il mio ricordo in modo da essere conforme a quello del ricordo dell'altro testimone che io ho sentito. Queste sono situazioni in cui i ricordi sono collettivi. Per chi fa le indagini sa benissimo che questi riferiti sullo stesso fatto da parte di più testimoni sono qualcosa di incredibilmente variabile. Io ho fatto un processo con il professor Gulotta di un investimento in una piazzale a Milano da parte di un minorenne che poi ha ucciso investendolo un vigile, e c'erano perlomeno 30 persone che hanno visto l'episodio e c'erano 30 versioni diverse. Cioè il grado di sovrapposizione dei 30 testimoni che riferiscono lo stesso fatto che hanno visto era veramente minimale. Un altro dei fenomeni che sono, diciamo così, ignorati di fatto sono le cosiddette informazioni post-evento. Le informazioni post-evento sono qualcosa che succede dopo il fatto,
che influenza il modo in cui il testimone racconta il fatto stesso. La più nota forse, informazione post-evento, sono le cosiddette domande suggestive. Le domande suggestive sono delle domande che vengono usate per elicitare il ricordo, per favorire, per facilitare oppure per approfondimento di un racconto di un testimone. Le domande suggestive sono una delle poche cose che gli operatori del processo hanno già identificato come problema a rischio, tant'è vero che hanno incluso esplicitamente il divieto di domande suggestive nel cosiddetto esame diretto, cioè c'è proprio il divieto. Questa domanda suggestiva è molto facilitante il ricordo errato. Tanto vi racconto un esperimento effettuato un paio d'anni fa su soggetti, studenti universitari, i quali dovevano fare dei test psicologici tipo il Minnesota e contemporaneamente l'esaminatore, lo sperimentatore, faceva delle misure antropometriche, circonferenza cranica, giro spalle, giro vita, coscia, cose di questo tipo. Dopo il soggetto pensava che l'esperimento fosse finito, in realtà doveva ancora iniziare e iniziava con una telefonata da parte di un nuovo sperimentatore 15 giorni dopo che diceva al soggetto: tu 15 giorni fa sei andato a fare l'esperimento? Sì. Benissimo, e qui attacca la domanda suggestiva. Siccome altre persone ci hanno raccontato che insomma questo sperimentatore ha allungato le mani, per caso non l'ha fatto anche a te? Il 30% delle persone ha firmato, dei soggetti sperimentali, ha firmato una lettera al rettore con cui si chiedeva il licenziamento di questo sperimentatore, il quale non aveva proprio fatto assolutamente nulla, tutto video registrato, e erano state indotte a ritenere che il loro comportamento, diciamo che l'azione subita fosse in realtà un'azione di molestia sessuale. Non è avvenuta, per certo, perché era tutto video registrato, ma questa qui è un esempio di come comportamenti confondibili possono essere modulati dalla domanda suggestiva, cioè la domanda suggestiva mai e poi mai vi convincerà che di essere andate alle Maldive quando in realtà non ci siete andate, ma può convincervi che un toccamento casuale in realtà non era casuale, ma era ad esempio intenzionale. Ecco, quindi questi sono esempi, c'è tantissima scienza della memoria del testimone che può essere travasata nel processo. Io penso che uno dei settori in grande crescita sia questo. Vedo qui il collega dell'Arma dei Carabinieri, uno dei temi in cui certamente lavoreremo prossimamente sarà quello del riconoscimento del cosiddetto delle tecniche con cui si deve essere esaminato il testimone per minimizzare l'errore di riconoscimento. Questo qui il riconoscimento è un settore in cui la scienza è molto avanzata, si sa praticamente tutto come si deve costruire un riconoscimento all'americana, quelli cosiddetti che vedete nei film dietro lo specchio. E a fronte di una scienza molto avanzata c'è una giurisprudenza che, diciamo così, permette un po' tutto, ecco, perché l'unica sentenza di Cassazione salvano dei riconoscimenti che sono stati effettuati con criteri che dal punto di vista scientifico non sono assolutamente accettabili. Io penso di avervi dato diciamo così, un'idea di come questo della testimonianza sia un settore che certamente può essere un settore specifico della psicologia forense che ha un grado di sovrapposizione molto ridotto con altre professionalità confinanti. Vi ringrazio.